Ma oggi abbiamo affrontato una squadra che stava in difficoltà in classifica e sinceramente ci ha spiazzato perché sono veramente ben messi in campo, hanno fatto un'ottima partita, abbiamo trovato difficoltà per raggiungere il risultato che infatti era l'ultimo minuto di recupero e abbiamo fatto il primo gol proprio all'inizio, forse quello c'è un autogol loro che ci ha un po' smontato, avevamo approcciato bene, poi quella cosa ci ha fatto stare un po' più tranquilli, abbiamo di conseguenza poi affrontato la partita in maniera sbagliata perché non abbiamo continuato ad essere aggressivi, quindi poi alla fine loro hanno trovato il pareggio e abbiamo trovato difficoltà per il proseguo della partita. Vabbè, noi come ho già detto in precedenza ragioneremo sempre partita per partita, poi se è vero che la prima ha pareggiato, siamo a pari punti, siamo contenti di questo e partita per partita cercheremo sempre i 3 punti e poi a fine campionato speriamo di raggiungere la posizione più alta.